Mesi e mesi di angoscia, accusato di aver molestato sessualmente una sua studentessa allora sedicenne. Un professore sessantenne ha dovuto difendersi dalla denuncia presentata dalla giovane che aveva raccontato di essere stata ripetutamente palpeggiata al seno. Teatro della violenza sarebbe stata una scuola superiore di Castelfranco. Ora l'uomo è stato prosciolto con formula piena dal Tribunale di Treviso per non aver commesso il fatto. Dopo l'assoluzione si è rivolto verso i suoi legali. Ci ha ringraziato molto, più volte, e ci ha detto proprio papale papale, finalmente questa è la fine di un incubo, perché ovviamente era molto provato e in uno stato mentale abbastanza disagiato dopo questa esperienza. La vicenda risalirebbe al novembre del 2024, nel corso di una lezione di recupero. La giovane avrebbe raccontato alla madre di essere stata palpeggiata e molestata. Immediata la denuncia ai carabinieri. Da quel giorno è iniziato per l'insegnante una vera e propria odissea. Difeso dagli avvocati Marco Furlan e Elena Rebecchi, si è sottoposto al giudizio abbreviato davanti al GUP Pier De Stefani ed ha potuto raccontare la sua verità spiegando che non aveva fatto nulla. La ricostruzione fatta dalla ragazza, secondo i legali del professore, presentava delle criticità riconosciute anche dal giudice. Ha denunciato i fatti in un crescendo, dapprima sembrava che fossero molestie o attenzioni particolari per poi arrivare solo nell'audizione protetta a dichiarare che aveva subito dei palpeggiamenti al seno, uno dei quali durato addirittura 10 secondi. Quindi già qui vi erano delle criticità per cui io e la mia collega avevamo un attimo alzato le antenne. A testimoniare poi una professoressa che avrebbe avuto la sedicenne l'ora dopo la lezione dove sarebbero avvenute le molestie. Dato alcun elemento di stranezza, diciamo, in questa ragazza, ma anzi ne aveva evidenziato l'entusiasmo per la lezione appena ricevuta dal professore. Diciamo che questo stato l'abbiamo ritenuto, e probabilmente anche il giudice, incompatibile con un abuso di qualche minuto prima. Ecco. Forse alla base di questa denuncia potrebbe esserci stata una sorta di vendetta per essere stata rimproverata dall'insegnante di sostegno. La fine di un incubo per il professore che però porterà con sé una ferita difficile da rimarginare.